Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo dalla parte dei Dire in compagnia di un nuovissimo personaggio, ovvero Tini, questa piccola roccia che si ritrova dinanzi a un piccolo maghetto davanti a noi. Eccolo qua, guardate che figo, Rubik. A quanto pare stiamo avendo qualche difficoltà con questo nuovo personaggio, infatti come possiamo ben notare il nostro personaggio attacca a distanza ravvicinata, ovvero un combattente corpo a corpo, e siamo contro un bel mago, ovvero Rubik, che attaccando a distanza può darci qualche problemino. Quindi ci troviamo un po' in una situazione difensiva a dare un'occhiata alla nostra torre più da vicino, ed ecco che Rubik avanza con una notevole perspicacia. Adesso è costretto a tornare indietro, probabilmente per la mancanza di creep necessari per l'abbattimento della torre. Eccolo qui che cerca di trovare un po' di distacco da noi stessi, che abbiamo acquistato come primo equipaggiamento degli oggetti molto ma molto particolari. Allora, innanzitutto abbiamo acquistato 3 rametti di ferro necessari per comporre la bacchetta magica, e adesso vedremo che cosa farà la bacchetta magica. Inoltre abbiamo acquistato ben 3 tango, ovvero nel momento in cui li utilizzeremo mangeremo un albero per far ricaricare la nostra vita, ovvero la rigenerazione dei nostri HP aumenterà notevolmente, e questi sono fondamentali soprattutto nel momento in cui abbiamo un avversario che attacca da lontano, ovvero un range. Ed eccolo Rubik che si sta facendo un bel giretto nella foresta. Vediamo un po' che cosa ha intenzione di fare. Probabilmente andrà a fare una bella visitina giù. E innanzitutto possiamo analizzare l'ultimo oggetto che abbiamo comprato, ovvero la bottiglia. La bottiglia è un oggetto che dispone di 3 cariche. Nel momento in cui utilizzeremo una carica della bottiglia, il nostro mana e la nostra salute verrà rigenerato per un certo periodo di tempo, e il bonus verrà eliminato se veniamo colpiti da un qualsiasi colpo proveniente dalla parte nemica. Bene, per quanto riguarda invece la parte in bot, dove si stava dirigendo il nostro Rubik, ritroviamo dalla nostra fazione Silencer e Morphling, questa piccola onda che appunto semovente. Eccola qui, guardate che figa, è uno dei personaggi che preferisco ma che ancora non sono riuscito a provare. Mentre contro ritroviamo questo bel membro della squadra Geniu, Faceless Void, accompagnato da Huskar. Ecco che Faceless Void si lancia direttamente all'attacco per prosciugare direttamente il ruscello infervorato, ma a quanto pare è costretto a tornare indietro, probabilmente per una mancanza di creep. Eccoli qui. A quanto pare la torre dei Radiant in top è stata danneggiata. Diamo un'occhiatina. E cosa sta succedendo qua in mezzo? A quanto pare è arrivato Chaos Knight direttamente dal top, ovvero dalla strada e dalla lane superiore. Cercava di dare una mano al piccolo Bounty Hunter che è stato fatto fuori direttamente. Continuiamo quindi il nostro attacco nei riguardi di Rubik, che si ritrova adesso accompagnato da Vengeful Spirit, un mago che ritroviamo, più che un mago, una sorta di attaccatore a distanza che ritroviamo dalla nostra parte, e cerchiamo ovviamente insieme al nostro Carotini di fare molta ma molta esperienza, perché è fondamentale per questo personaggio sin dai primi attimi della partita, cercando di colpire i creep con l'ultimo colpo, in modo tale da accaparrarci quelle 50-30 monetine a secondo della tipologia del creep. Mentre in top possiamo ritrovare il nostro Ursa, questa sorta di orso delle foreste, che sta cercando appunto di difendersi da Bounty Hunter, che come avete ben potuto vedere è stato ucciso in middle. Non siamo riusciti a riprendere l'attimo preciso perché eravamo obbligati a descrivere il nostro team in bot, però a quanto pare anche Bounty Hunter se la sta cavando bene qui in top. Cosa sta succedendo? Ritroviamo un'unione di forze qui in bot, ritroviamo Morphling e Silencer, che ovviamente la sua abilità principale sarà quella di silenziare, ultima parola, come dice appunto la sua come dice appunto il suo nome, la sua intestazione. E vediamo ancora gli avversari qua in basso, ovvero Faceless Void e Huskar, continuano a difendere la loro torre che non ha subito alcun colpo. Ed ecco che avanza l'intero team dei Dire. Vediamo, fanno qualche acquisto nel negozio qui accanto e probabilmente cercheranno di buttarla a terra. Ecco Vengeful Spirit che attacca con un abile shuriken Huskar, che è costretto a tornare indietro. Ovviamente anche Vengeful deve fare la stessa cosa per non essere messa al tappeto dalla torre. Continua Morphling e Silencer a dare un'occhiata ai minion e cercare di buttarli a terra, ragazzi, ai crypt, scusate. Ed ecco che qualche accettata arriva direttamente alla torre, distruggendo un po' questa pietra. Ed ecco che Huskar cerca di gettarsi direttamente all'attacco proveniente dalle foreste sulla destra, e Faceless Void continua un po' una sorta di attacco, una sorta di difesa, una sorta di contrattacco, ma adesso Vengeful Spirit cerca di attaccarlo dalle retrovie. Eccolo qua, guardate un po', Faceless Void è nascosto direttamente nella foresta, ma è costretto ovviamente a ritirarsi sotto torre. Torniamo in mezzo, vediamo cosa sta accadendo. Il nostro Tini, vediamo un po', la torre in mezzo è sotto attacco, ed ecco che il nostro Tini si lancia direttamente all'attacco verso Bounty Hunter, ma a quanto pare è costretto a tornare indietro, poiché ritroviamo un
numero eccesso da parte degli avversari, quindi siamo costretti a ritornare indietro, mangiarci un bell'albero e a attivare una delle nostre principali abilità che, come avete ben potuto vedere, è riuscita a stunnare. Possiamo iniziare con una bella descrizione delle nostre abilità, ovvero delle abilità del nostro piccolo uomo roccia. Ha un'abilità principale che ci è stata fondamentale per fuggire dall'attacco di Bounty Hunter e Rubik, denominata valanga. Il nostro caro amico solleverà dal terreno numerose rocce, le quali investiranno determinati avversari in un'area ben determinata, stunnandoli per un secondo e facendo anche un ottimo danno, ovvero 260 punti di danno e 300 all'ultimo livello. Per quanto riguarda la seconda abilità, una delle migliori per quanto riguarda questo personaggio è per l'attacco a distanza, perché ovviamente è un personaggio che attacca corpo a corpo, però può lanciare, come dice la nostra abilità, un determinato creep avversario, ma anche un nemico o addirittura un alleato sopra un altro elemento, per appunto fare danno e quindi ucciderlo, anche dare l'ultimo colpo di grazia. È un'abilità molto particolare che adesso vedremo un po' nel corso della partita come utilizzarla, perché esiste un modo per utilizzarla al meglio combinata con la prima abilità, ed ecco che si lancia direttamente Tini a cacciare direttamente Rubik, che a quanto pare lo ferisce direttamente con una bella ondata di scariche elettriche ed è costretto a tornare indietro bevendosi un bel sorso di grog nella bottiglia. Allora, per quanto riguarda le altre due abilità, le analizzeremo più avanti nel momento in cui verranno potenziate. Ok, abbiamo acquistato per adesso la cintura della forza e gli stivali della velocità, potete notare benissimo le loro caratteristiche. Per appunto completare gli stivali della potenza adesso vedremo perché. Ecco che qua in top sta succedendo qualcosa. Ursa si lancia immediatamente sul cavallo di Chaos Knight e lo butta direttamente a terra con i suoi fantastici artigli. Adesso è costretto, ovviamente, Bounty Hunter a ritornare indietro con la sua abilità principale, ovvero l'invisibilità. Ecco il nostro corriere, questo bel Ciuco, il guardiano sentinella, che arriva direttamente in mezzo proprio per portare qualcosa, ovvero i nostri stivali della potenza. Gli stivali della potenza, scarponi della potenza, scusate ragazzi, vengono utilizzati soprattutto per aumentare la velocità di movimento, ma soprattutto l'attributo nel quale vengono selezionati. Per esempio, la forza verrà aumentata di 8 punti, come appunto indicano in basso a destra, ovvero la nostra abilità fondamentale deve essere aumentata al massimo per aumentare sia danno che la nostra resistenza in battaglia, aumentando quindi gli HP. Quindi sono una scelta davvero molto importante per il nostro personaggio, che si accinge a raggiungere direttamente la runa della rapidità, e ovviamente disponendo della bottiglia le rune possono essere imbottigliate all'interno e usate nel momento in cui appunto abbiamo bisogno. Ed ecco che direttamente Tini si butta all'attacco per dare una mano a Ursa, che si ritrova circondato con Chaos Knight e a quanto pare è riuscito a fuggire. Ma adesso ci facciamo un bel viaggetto nella giungla. Guardate che velocità, il nostro personaggio, se notate bene, non usa il braccio sinistro, infatti solo il braccio destro è quello sviluppato, guardate che figo, e lo utilizza solo come appoggio per muoversi, guardate che figo. Cosa sta succedendo in bot? Morphling, ovvero l'onda vivente, insieme a Silencer se la stanno cavando abbastanza bene, due livelli 6, anzi Morphling vediamo un po', livello 5, va bene, può andare bene, e Huskar e Faceless Void se la stanno cavando anche loro bene, una partita molto equilibrata qui in bot. In top cosa succede? Ecco che Vengeful Spirit viene attaccata direttamente dal dannato Rubik, che a quanto pare era riuscito a rubarmi una mossa, ovvero la mossa principale del nostro personaggio, la valanga, ed era riuscito a stunnarla, ma con un'abile mossa siamo riusciti a metterlo al tappeto. E adesso vediamo un po' di lanciare anche Chaos Knight nell'oltretomba. Rimane esclusivamente Rubik, che ovviamente è costretto a fuggire dietro la torre perché si ritrova contro una furia omicida. Mamma mia, il nostro personaggio è riuscito, come avete ben potuto vedere, a effettuare ben 2 uccisioni e un assist, salvando addirittura la nostra Vengeful Spirit. Ottima mossa da parte del nostro caro amico bevitore di grog. Cosa sta succedendo invece in bot? Sia Morphling che Silencer sono stati costretti a ritornare indietro, perché ovviamente si ritrovano in netto vantaggio. Huskar per adesso in queste prime fasi si ritrova molto avvantaggiato, ed ecco che Morphling cerca di lanciare qualche ondata d'acqua, ma ovviamente è costretto a fuggire con 99 HP. Davvero molto fortunato la nostra onda semovente. Per quanto riguarda in mezzo, abbiamo sentito che la nostra torre è sotto attacco. Vediamo un po', ed ecco che il nostro personaggio, avete ben notato che è un po' diventato più simpatico, guarda un po', gli è spuntato il sorriso, è proprio perché la nostra abilità fondamentale è stata potenziata, ovvero la R. La R di questo personaggio è molto particolare, infatti non è una R attiva, ovvero una R che può essere utilizzata quando vogliamo, è una R passiva, ovvero la nostra R, la nostra ultimate, permette di far crescere il nostro Tini, la
nostra roccia per una determinata stazza, in modo tale da aumentare sia l'attacco, aumentare la velocità di movimento e la gittata del lancio della nostra seconda abilità. Quindi fate conto che a livello 3 diventerà una specie di mostro questo nostro personaggio. Ecco che ci stiamo dirigendo verso bot, acquisendo direttamente la runa del doppio danno dentro la nostra bottiglia. Vediamo un po' se riusciamo ad afferrare Bounty Hunter, che a quanto pare è molto ma molto veloce. Ecco che diventa invisibile. Ovviamente il nostro Tini non ha la telepatia per indovinare dov'è, e a quanto pare dobbiamo aiutare direttamente Morphling e Silencer. Ci facciamo un bel giro nella giungla, vediamo un po' se riusciamo a prenderli alla sprovvista di dietro. Ancora no. Vediamo un po' dove si ritrovano. Ancora Bounty Hunter qui giù. Invece sopra cosa sta accadendo? Ed ecco che Vengeful Spirit attacca direttamente Chaos Knight, il quale si riesce a difendere molto bene con le sue abilità. Una combinazione di combo che a quanto pare riesce a mettere fuori uso Vengeful Spirit, ma a quanto pare il nostro caro amico Ursa cerca di mettere una bella pezza a Chaos Knight, che riesce sul suo Furia Cavallo del West a fuggire direttamente dietro la torre con 32 HP. Mentre qui in bot cosa sta accadendo? Un bel team fight. Diamo un'occhiata, gli avversari si lanciano direttamente all'attacco con una bella valanga, blocchiamo Huskar e gli lanciamo Faceless Void addosso facendo una bella doppia uccisione. Ci lanciamo ovviamente nuovamente al di sopra di Rubik, che viene direttamente bloccato, ma sempre con un pizzico di fortuna riesce a fuggire. Eccolo qui, si fa un'altra bevuta di grog all'interno del suo boccale preferito, e adesso siamo costretti a fuggire, probabilmente per la traccia che ci ha messo al di sopra Bounty Hunter, una delle sue abilità principali. Ed ecco che direttamente Rubik riesce a rubarci un'abilità, adesso se la dà a gambe, ma a quanto pare è stato bloccato e distrutto direttamente dalla nostra valanga, facendo direttamente una mega uccisione. Abbiamo un po' il sederino in fiamme, guardate che figa la traccia di Bounty Hunter, che viene eliminata direttamente da una seconda evoluzione del nostro Tini. Gli è cresciuta la barba, si è fatto grande il ragazzone, lo potete ben notare. Cosa sta succedendo in top? Vengeful Spirit sempre con un chicco di vita riesce a fuggire e ce la stiamo cavando abbastanza bene. 10 uccisioni contro 5. Adesso andremo a farci un bel acquisto al centro commerciale. Probabilmente abbiamo acquistato il bastone ferrato, dato un'occhiata alle caratteristiche, dato un'occhiata anche al bastone della stregoneria, che saranno fondamentali per un oggetto di vitale importanza per il nostro personaggio, ovvero il bastone della forza. Adesso, nel momento in cui lo acquisterà, lo analizzeremo per bene e vedremo appunto a che cosa serve. Ed ecco la bacchetta magica, che vi dicevo di spiegare cosa appunto fa la bacchetta magica. La bacchetta magica è un elemento per me utilissimo, perché ha un prezzo davvero molto basso, 509 monete, e permette di acquisire cariche a secondo delle abilità che vengono utilizzate. Tipo gli avversari effettuano 5 abilità nelle nostre vicinanze, 5 cariche al di sopra della bacchetta. Ogni carica permette di aumentare il nostro mana e la nostra vita con un semplice click, quindi molto ma molto importante. Ed ecco che in top direttamente Huskar, lanciando lance davvero con una velocità astronomica, cerca di danneggiare la nostra torre. Tini si butta all'attacco come davvero un mastino inferocito, bloccando direttamente Huskar e aiutandosi direttamente con una bella ondata di creep. Riesce a metterlo fuori uso, ma il dannato Chaos Knight a quanto pare riesce a stunnarci con una delle sue abilità principali, il Dardo del Caos, e con una fantastica mossa riusciamo a mettere sotto mano il nostro Chaos Knight, che se ne va appunto compiaciuto all'interno della sua base. Cosa succede? Ursa arriva direttamente dal bosco e a quanto pare lanciamo direttamente un creep, rubando l'uccisione a Ursa, che ovviamente l'avevamo lavorato tutto noi Chaos Knight. Bene. Cosa sta succedendo invece in bot? Una partita davvero molto ma molto impegnativa per il nostro Tini, che aveva subito qualche problema in centro con Rubik, che riusciva a tenerla a distanza col suo bastone ferrato. Eccolo qui, con questi dannati fulmini che sono denominati fulmine dissolto. Però adesso ce la stiamo cavando bene. Vediamo un po', 7 uccisioni, un assist, molto bene, un ottimo lavoro per il nostro Tini. Vediamo dove si ritrova. Qui c'è Ursa in mezzo, Tini sta andando appunto a ricaricare la vita, probabilmente sta andando a acquistare qualcosa. Vediamo un po', 700 monete ci hanno conferito direttamente il bastone della forza. Prima di analizzarlo vediamo cosa succede qui in mezzo. Ritroviamo Ursa con una bella spacca sulle spalle, che cerca di fuggire perché probabilmente ha notato che insieme a Rubik c'è Bounty Hunter, eccolo qui, il cacciatore del tesoro. Guardate che figo con questo bel bavaglino in faccia. Vengeful Spirit ovviamente cerca di aiutarli. Ovviamente Rubik sa esclusivamente che si ritrova Bounty Hunter e tentano un attacco improvviso. Ursa ha attivato la runa dell'illusione, la quale permetterà di sdoppiarlo, anzi triplicarlo, come potete ben vedere. Silencer cerca addirittura di far
fuori Bounty Hunter silenziandole. Vengeful Spirit con un'abile mossa lo riporta al suo posto e riescono a spaccargli la testa. Ecco che Ursa cerca di attivare la sua abilità più importante. Tini si butta all'attacco davvero come un mastino inferocito, ragazzi. Riesce addirittura a ferire il piccolo Rubik, che ancora ci è scappato un sacco di volte e non siamo riusciti a metterlo al tappeto. Ci facciamo un bel giretto all'interno di queste foreste, ma a quanto pare è riuscita a fuggire un'altra volta. Ritroviamo Faceless Void, ovvero come Carry sta a significare un personaggio che il suo dovere è quello di fare tante uccisioni, fare tanti soldi e comprarsi tantissimi oggetti. Per questo stava all'interno della giungla per uccidere questi mostriciattoli. Guardate che figo questo, Coboldo tiranno. Guardate che figo, la barbetta. Allora, tornando a noi, dove siamo? Il nostro piccolo Tini, eccolo qui. Allora, abbiamo detto che abbiamo acquistato il bastone della forza. Il bastone della forza, come potete ben vedere, spinge qualunque unità bersagliata di 600 unità nella direzione in cui è rivolta. E questo può essere utilizzato sia in maniera offensiva che in maniera difensiva. Innanzitutto ci lanciamo direttamente verso Chaos Knight, vediamo un po'. Ed ecco, questa è la combo di cui vi parlavo. Appena adesso utilizzata su Chaos Knight, che a quanto pare ci ha stordito. Ed ecco che utilizziamo il bastone della forza per avvicinarci a lui. Vediamo un po' se riusciamo a farlo fuori. Avanti Tini, lancia un bellometto al di sopra di lui. Mamma mia, è riuscita a salvarsi ovviamente con un altro chicco di vita. La valanga, vediamo se riusciamo a lanciarla. Ottima mossa. No! Mamma mia, che brutto attacco che abbiamo fatto. Ci siamo mangiati proprio un'uccisione. E come avete ben potuto vedere, l'utilizzo del nostro bastone della forza. Allora, l'abilità che abbiamo prima... La combo che abbiamo prima effettuato sul nostro Chaos Knight con adesso 10 chicchi di vita consiste nell'utilizzare, vediamo se la faremo adesso su Huskar, eccolo qui, non l'abbiamo appena adesso utilizzata perché non c'era il tempo, siamo riusciti a fare una bella uccisione, mega uccisione, e siamo fuggiti appunto con il nostro bastone della forza. In pratica, la nostra abilità appunto per togliere quasi tutta la vita all'avversario con 2 colpi consiste nel... intanto la nostra torre nel mezzo è stata distrutta, come avete ben potuto vedere, torniamo a noi. Questa abilità consiste nel lanciare il nostro avversario in aria con la W e nel momento in cui noi clicchiamo la W immediatamente, ma proprio in una frazione di secondo, dobbiamo cliccare la Q in modo tale da far avvenire tutte e due cose contemporaneamente. E queste due abilità leveranno davvero tantissima vita e appunto, come avete ben potuto vedere, se non avessi sbagliato la mira avrei ucciso tranquillamente Chaos Knight. Ursa, come suo dovere, a livello 9, un po' tardi amico mio, si sta facendo Roshan, ovvero adesso chiamato Tornado, per acquisire appunto l'Egidia dell'Immortale. L'Egidia dell'Immortale che cos'è? È un oggetto che permette alla morte di reincarnarsi. Intanto Rubik è riuscito a rendersi invisibile con la runa dell'invisibilità, ce l'abbiamo qua sotto il naso e non riusciamo a farla a pezzi. Comunque, torniamo qui in mezzo, cosa sta succedendo? Ecco che riusciamo quasi a distruggere Bounty Hunter, che il quale riesce a fuggire. Mamma mia, con questa dannata invisibilità, i personaggi invisibili sono quelli che non sopporto, ragazzi, perché appunto, come avete ben potuto vedere, ci ritrovavamo nel momento in cui potevamo ucciderlo e alla fine non ce l'abbiamo fatta. Ed ecco che tentiamo di afferrare direttamente Rubik, che cerca di fuggire, e adesso il nostro unico obiettivo sarà quello di buttare fuori uso di mettere fuori uso la nostra torre, e con un'abile mossa col bastone della forza attiriamo verso di noi Rubik e lanciandogli un bel creep in testa lo mettiamo direttamente fuori uso. Un altro equipaggiamento molto importante per il nostro Tini, ragazzi. Questi video non sono solo esclusivi per farvi vedere la partita, ma anche per spiegarvi l'equipaggiamento ideale di ogni personaggio, perché io prima di effettuare un gameplay su Dota sono sicuro che il personaggio lo conosco come le mie tasche e ovviamente lo so utilizzare abbastanza bene, quindi posso consigliarvi un equipaggiamento ideale per il personaggio stesso. Allora, intanto in mezzo cosa sta succedendo? Morphling, Silencer e Ursa si ritrovano alla torre, che è stata ben difesa dal nostro Huskar. E allora, un equipaggiamento ideale, come avete ben potuto vedere, è questo. Adesso l'altro oggetto da potenziare dopo il bastone della forza è lo scettro di Arganim. Cosa fa lo scettro di Arganim? Migliora innanzitutto la nostra ultimate, la nostra R, permetterà di aumentare la nostra portata nei lanci, permetterà di aumentare la nostra velocità d'attacco e ovviamente permetterà di attaccare più persone contemporaneamente. Che cosa intendo con questo fattore? Innanzitutto stiamo prendendo una bella pergamena, un bel portale, un bello Stargate, ci troviamo innanzitutto in top, mentre in middle è stato ucciso il nostro Silencer da parte del caro amico Rubik. Allora, vediamo un po', ecco Chaos Knight nuovamente intorno a noi, vediamo che cosa intendiamo fare, vediamo se ci lanciamo col bastone della forza, ottima mossa e fuori uso Chaos Knight, oltre il divino, qualcuno lo uccida, ottimo.
Come vi dicevo, lo scettro di Arganim permetterà di prendere una bella radice, vedete queste belle radici che ci sono qui, più che radici sono alberi, e proprio staccarla e prendercela in mano. E in questa maniera avremo un attacco molto più consistente, accompagnato da un'ottima velocità di attacco, con un contorno di un'ottima abilità, ovvero quello di fare più danni alle torri e alle caserme avversarie. Diventerà un vero e proprio pusher. Da iniziatore il nostro personaggio diventerà una sorta di pusher, ovvero avrà un duplice effetto. Allora, per iniziatore si intende ovviamente un personaggio che riesce a dar vita al teamfight, ovvero fa iniziare il teamfight con una delle sue mosse. Qui possiamo vedere la nostra valanga che può stunnare e poi dare modo agli altri di sbizzarrirsi con le loro abilità. Allora, in basso ritroviamo Vengeful Spirit, sta continuando a fare i soldini, adesso farà il globo del ristoro a quanto pare, ma ovviamente non gli servirà. Ho detto una stupidata, ragazzi, scusate. Vediamo un po', ed ecco che Huskar direttamente si ritrova addosso, avvinghiato al nostro Ursa, che a quanto pare utilizza l'Egidia dell'Immortale per rinascere, ed eccolo qui, e Silencer cerca di dare un po' di spazio, ecco che viene ovviamente bloccato dal nostro caro amico Tini. Addirittura anche Rubik cerca di fuggire, vediamo un po' se Ursa ci viene intorno, così riusciamo ad afferrarlo e con il bastone della forza ci gettiamo in avanti e lo mettiamo davvero fuori uso. Ok, un'ottima mossa, 2 nemici uccisi, il nostro Tini è riuscito a fare 2 belle uccisioni, molto ma molto importante, ed ecco che cresce nuovamente, ultima evoluzione del nostro Tini, sembra alla faccia di Barbalbero nel Signore degli Anelli. Guardate un po' che faccia con questa barbona, l'abbiamo cresciuto, è cresciuto davvero, cioè dal livello 1, dalla prima reincarnazione alla terza reincarnazione è davvero diventato enorme. Guardate un po', ragazzi, è davvero più alto di Morphling e Vengeful Spirit messi assieme. Comunque adesso siamo diventati dei veri e propri mostri. Attenzione al dannato Bounty Hunter, viene cacciato direttamente Silencer con il nostro bastone della forza, perché vi ricordo che può essere utilizzato anche sugli alleati per farli fuggire, ciò che abbiamo fatto. Vi ricordo, guardate sempre il braccio d'appoggio, il braccio destro, il braccio sinistro adesso lo usa un po' come una seconda arma, una cosa che come se non esistesse. Comunque, allora, la nostra terza abilità, la pelle scoscesa, scusate, ecco che attiviamo direttamente una runa e il nostro personaggio diventa duplice, maledetto quel dannato Rubik che non abbiamo avuto ancora il momento di mettercelo sotto le zampe. La nostra ragazzi, è un'abilità molto importante per il nostro personaggio, perché permette di dargli una difesa in più, una difesa passiva. Questo che cosa significa? Che l'avversario che ci toccherà con un bell'attacco avrà la probabilità del 24% di essere stunnato. Avremo innanzitutto più armatura e quando ci toccheranno gli avversari perderanno 55 punti vita a livello massimo. Un'abilità davvero ottima. Ok, ecco che Chaos Knight direttamente cerca di attaccare Vengeful Spirit, ma noi lo lanciamo in aria come se fosse una sorta di piattello. Lo tiriamo in aria e gli diamo un bello schiaffo virtuale che lo mettiamo direttamente al tappeto. Ottimo la partita del nostro Tini, facendo 14 uccisioni e 0 morti e direttamente un assist, ancora non ricordo su quale personaggio. Comunque una partita davvero importante che stiamo effettuando. Adesso l'unico obiettivo è questa dannata torre, prima di attaccare direttamente le caserme avversarie. Maledetto questo Rubik che continua a fregarci direttamente le nostre mosse, ed ecco che siamo costretti a fuggire direttamente col bastone della forza, perché la dannata torre continua a spararci addosso mosse. E adesso dobbiamo dare una bella mano a Silencer, ma a quanto pare sono 3. L'unica cosa da fare è fuggire o sacrificarci per lui. Vediamo un po' che cosa facciamo. Il nostro Tini ovviamente è altruista, cerca di dare una mano a tutti, riesce a salvare sia Bounty Hunter e facendo fuori addirittura anche Huskar. Attenzione, ecco che dannato Rubik con questa lama dell'ombra, non riusciamo mai ad afferrarlo. Infatti il prossimo oggetto che farò sarà non mi ricordo adesso come si chiama, ragazzi, la gemma della vera visione. Ecco, la gemma della vera visione permetterà di vedere tutti i personaggi invisibili all'interno dell'area in cui ci ritroviamo noi, e in questo caso è davvero molto importante, visto che ritroviamo Bounty Hunter e Rubik che permettono di nascondersi nell'ombra. Ok, torniamo in base, acquistiamo direttamente il nostro scettro di Arganim. Rubik ha attivato un'altra runa dell'illusione, maledetto, come avete ben potuto vedere. Intanto Faithless Void sta diventando sempre più potente all'interno della giungla, facendosi soldi. Vediamo un po' cosa sta accadendo in bot. Continua, guardate Morphling che figo, metamorfosi, agilità, ottiene agilità in cambio di forza, una delle sue abilità che a quanto pare lo rispecchiano nel suo aspetto. Guardate che figo Morphling, ragazzi, uno dei personaggi che mi piacciono di più, come ho detto prima. Guardate qua che figo, soprattutto l'immagine, guardate che figa. Ok, dov'è nuovamente il nostro Tini? Si sta dirigendo nuovamente in bot, in middle, con la radice che ha appena strappato. Ecco il ramo che vi dicevo, ragazzi, l'abbiamo ottenuto tramite lo scettro di Arganim. Eccolo qui, adesso avremo la possibilità di fare più danno soprattutto alle persone, agli avversari, e attaccare più minion contemporaneamente. Guardate un po'.
Vediamo se riusciamo ad attaccare qualche minion. Dannazione. Ursa, attenzione, ci siamo spaventati e abbiamo attivato direttamente la valanga. Guardate però il nostro attacco, l'attacco base del nostro personaggio. È un personaggio che si basa soprattutto sul suo attacco corpo a corpo. Abbiamo circa 350 di attacco e quindi è un personaggio che quando afferra qualcuno gli fa davvero molto ma molto male. Ecco che dannato Rubik è il più fastidioso, ragazzi, Rubik in questa partita. Ovviamente chi lo sa usare, ragazzi, può fare vincere una partita, può farla ribaltare proprio in una maniera fantastica, perché Rubik, rubando le ultimate di ogni personaggio o addirittura le ultime abilità che sono state effettuate, può davvero impersonare tantissimi personaggi, davvero avere diversi ruoli nella partita. Quindi se si sa usare bene, la partita è davvero fatta. Adesso andiamo direttamente ad attaccare questo dannato Faceless Void, che a quanto pare riesce a fuggire. La nostra radice a quanto pare non riesce a metterlo fuori uso. Vediamo se adesso tra 10 secondi utilizzeremo il bastone della forza. Avanti, amico mio, lanciati in avanti. Non abbiamo alcuna possibilità. Faceless Void è molto più veloce di noi. La nostra stazza è stata aumentata a discapito della nostra velocità, come avete ben potuto vedere. Ed ecco che Morphling e direttamente Ursa attendono il nostro arrivo, con il maledetto Rubik ancora contro di noi, che ci attiva direttamente la valanga, l'abilità principale. Vediamo un po', maledetto Rubik, eccolo lì. Facciamo un bel giro, vediamo se possiamo afferrare direttamente di dietro. C'è Huskar qui davanti a noi, vediamo un po'. Abbiamo circa 3000 di vita, ragazzi. Eccolo qua, vediamo di prendere 2 piccioni con una fava. Olè, vediamo un po'. Ci sta facendo davvero molto male questo dannato Huskar. Vediamo se riusciamo a metterlo fuori uso. Ottimo, vediamo di berci un po' di grog, questa bella bottiglietta. Ottimo, veramente ottima questa partita del nostro fantastico Tini. Ok, che cosa è successo? Ah, bene, benissimo. Il nostro Silencer è riuscito a dare una bella scossa a Bounty Hunter, che stava rompendo un po' troppo le scatole. Non ricordo come mai non ci siamo ritirati in base. Non abbiamo neanche un goccio di birra qui all'interno della bottiglia e comunque rimaniamo qui. Comunque Tini, ragazzi, è un personaggio davvero ottimo se si sa usare. Davvero un ottimo gioco di squadra può essere fatto. Attenzione, direttamente la cronosfera di Faceless Void, un'onda che direttamente blocca tutto ciò che si ritrova intorno. Ci ha bloccati, ma grazie al bastone della forza, fantastico questo oggetto, siamo riusciti a fuggire. E adesso la nostra unica occasione sarà quella di rifugiarci al campo profughi. Eccolo qui. Guardate che fighetto il corriere, che cosa ha addosso? Niente, amico mio. Vediamo cosa succede. Stiamo smantellando la torre centrale. Vediamo quante uccisioni abbiamo fatto. 16 uccisioni. Ce la stiamo cavando abbastanza bene, ragazzi. 280 monetine in più per noi. Caserme per i creep corpo a corpo stanno per essere distrutte. Morphling ovviamente intelligentemente distrugge una delle fontane qui presenti e probabilmente adesso li faranno fuori tutti, ragazzi. Guardate un po', Huskar è pronto a gettarsi in mezzo. Ursa ovviamente si ritrova solo contro tutti. Silencer non può fare la differenza e adesso ci ritroviamo in netto svantaggio, perché Silencer adesso verrà fatto fuori non so come cosa. Ecco qua, 2 dei nostri cari amici sono stati fatti fuori. Ovviamente il nostro personaggio, il nostro Tini, era al campo profughi a ripararsi ed ecco, guardate un po', quasi 3000 di vita, mamma mia. Per quanto riguarda l'ultimo componente del nostro equipaggiamento, adesso completeremo la corazza della forza, scusate, la corazza d'assalto. Vediamo se questa maledetta signorina continua a blaterare in inglese ci fa parlare. Ok, la corazza della forza, ragazzi, adesso la analizzeremo con calma, vediamo se la troviamo innanzitutto tra tutte queste icone. Probabilmente la dovremo analizzare nel momento in cui il nostro amico la comprerà. La corazza della forza è un elemento che ci rende, come possiamo dire, vivi in battaglia, cioè un elemento che ci fa resistere ai colpi degli altri, ai colpi avversari, e soprattutto aiuta il nostro personaggio a potenziare una delle sue skill, che adesso con questa stazza è davvero molto importante, ovvero la velocità di attacco. Con la velocità di attacco aumentata daremo 302 colpi in circa 1,22 secondi per attacco, e potenziati a dovere arriveremo circa a 1,50 secondi per attacco, cioè una vera e propria macchina da guerra, ragazzi. Ed ecco direttamente che con l'iperpietra, uno dei componenti della corazza d'assalto, vedremo di portare a termine questa nostra impresa, aumentando la nostra velocità d'attacco davvero di molto. Ecco la runa del doppio danno, non ce ne siamo accorti, dannazione, questo altrimenti l'avrei presa. Diamo una bella mana a Morphling con le nostre valanghe. Ottimo, vediamo un po' adesso che cosa abbiamo intenzione di fare. L'unico obiettivo, ragazzi, adesso è quello di distruggere le caserme, per distruggere finalmente questo dannato inibitore. Ma a quanto pare c'è Roshan, è tornato dal suo viaggio nell'oltretombe. Il nostro Tini cosa sta combinando? Guardate che il barbone qua, guardate il barbone di Tini, si vede anche la barba verde. Vediamo che quello che riesce a combinare. Ci stanno effettuando un bel attacco. Ritroviamo Huskar, Rubik e Chaos Knight direttamente alle nostre caserme. Ed ecco che Tini arriva con una speciale potenza, eccolo qua direttamente. Intanto Roshan è stato fatto fuori, Chaos Knight arriva e Faceless Void ci fa un bel viaggetto davanti a noi, ma a quanto pare utilizza la cronosfera per attaccarci.
una mossa un po' stupida visto la nostra vita. E probabilmente adesso ragazzi mi pare l'unica morte che farò. Attacchiamo direttamente 3 avversari. Guardate un po', direttamente Chaos Knight. Veniamo colpiti direttamente da 3 avversari. E ovviamente il nostro personaggio è costretto a fuggire. Arrivano ovviamente dopo gli altri nostri alleati, sia Ursa che fa fuori direttamente, vediamo un po', fa fuori direttamente Chaos Knight. Ormai arriva anche Morphling, quindi maledizione, questo Bounty Hunter è riuscito a fuggire anche con un chicco di vita. Però rimane il nostro fantasma ragazzi, il nostro Tini azzurro, eccolo qui. Rubik ancora vivo. Ursa un po' in difficoltà, viene attaccato direttamente da un fulmine proveniente da Rubik e a quanto pare il dannato Huskar continua a rimanere in vita, ma tramite le gite dell'immortale ecco davanti a noi Ursa che rinasce. E ovviamente adesso Rubik non farà una bella fine, almeno si spera. Vediamo un po'. Ancora che riesce a sopravvivere questa nostra ombra. Ecco, era proprio il momento di andare via. Ma guardate, una vera e propria risposta da parte dei nostri avversari, che a quanto pare si trovavano in netta difficoltà, ma a quanto pare hanno saputo rispondere, buttandoci a terra 2 torrette e danneggiando la torre principale prima dei nostri inibitori. Ma a quanto pare la nostra Vengeful Spirit è stata fondamentale utilizzando lo stile del Manta in modo tale da sdoppiarsi e aumentare la sua capacità di attacco, la sua portata, per metterci fuori uso. Ci ribecchiamo ragazzi tra una ventina di secondi nel momento in cui il nostro caro Tini ritornerà a noi e vedremo un po' di completare questa bella partita. Eccoci nuovamente ragazzi qui in compagnia del nostro Tini, è riuscito a resuscitare direttamente dopo l'uccisione che ci è stata effettuata, come avete ben potuto vedere prima, in compagnia di Morphling, Vengeful Spirit e Silencer nuovamente ad attaccare le caserme avversarie. È arrivato anche Faceless Void, sta cercando di fare qualcosa, probabilmente la sua cronosfera, e sta cercando ovviamente il momento giusto per farlo. Vi dicevo ragazzi, non sono riuscito a caricare gameplay in questi ultimi giorni, infatti per adesso sto caricando un video ogni 2 giorni, proprio perché ci sono stati dei problemi di connessione, come ho detto, e proprio non è stato possibile caricare perché proprio mentre provavo a caricare il gameplay la connessione andava via. Quindi adesso probabilmente il problema è stato risolto, quindi adesso continueremo con i nostri soliti gameplay. Ed ecco che arriva direttamente Faceless Void direttamente a noi, tanto Silencer continua ad attaccarlo dall'esterno, un'abile mossa di lanciamo direttamente Morphling al di sopra di un avversario. Mamma mia ragazzi, Vengeful Spirit riesce a fuggire con un chicco di vita e riusciamo direttamente a mettere al tappeto 3 avversari. Vediamo un po', la nostra uccisione è stata unica, però siamo riusciti a fare ottimi assist. Mamma mia, 7 assist, 18 uccisioni e una sola morte. Ottima la mossa del nostro caro Tini. Vediamo sempre il dannato di Rubik, questo mago maledetto, il pezzo più fastidioso della partita. Eccoci qui, nuovamente ci sono 3 nemici morti, quindi la nostra unica occasione è quella di distruggere le torri. Guardate quanto danno che facciamo ragazzi alla alla caserma con la nostra piccola radice. Mamma mia. Come potete ben vedere abbiamo acquistato appena adesso la cotta di maglia. La cotta di maglia permetterà di assorbire più colpi aumentando la nostra armatura. Maledizione, queste dannate torre continuano a colpirci. Vediamo un po' che ritroviamo qui in base. Guardate il cavallino guardiano sentinella a distanza. Guardate che figo con le sue piccole ali. Un Pegaso è diventato. Vediamo un po' cosa succede qui in mezzo. Siamo riusciti a spaccare la testa di nuovo a Bounty Hunter, il quale ci ha messo in un'ottima condizione facendoci fare 19 uccisioni, una morte, ovviamente 7 assist. Adesso la nostra unica occasione è quella di tornare in base. Ovviamente i nostri minion sono riusciti a fare a pezzi una torre e adesso io direi ragazzi che abbiamo appena adesso acquistato i componenti per la nostra corazza d'assalto, che adesso analizzeremo per bene. Il nostro piccolo cavallino ce li sta portando, nessuno è stato in grado di acquistare direttamente delle ali per il nostro ragazzone, e se avessi acquistato io il corriere avrei portato direttamente invece di un cavallino un bel robot di Star Wars, perché in Dota è possibile personalizzare l'equipaggiamento di ogni personaggio, ancora non quasi tutti, però una buona parte, e ho davvero ogni elemento, come per esempio il corriere e così via. Vediamo un po'. Allora, la corazza d'assalto è stata completata. Date un'occhiata ai componenti principali. La nostra corazza d'assalto ci fornirà 35 velocità di attacco, 10 d'armatura e soprattutto darà anche l'armatura bonus ai nostri alleati nelle vicinanze. Allora, vediamo un po'. Ovviamente continuiamo con Vengeful Spirit, un'ottima partita anche della nostra amica. Vediamo un po' quanto ha fatto. 3 uccisioni, 5 morti e 6 assist. Però è stata fondamentale con la sua R, lo scambio subdolo. Vediamo un po' che arriva direttamente Silencer anche a darci una mano per fare a pezzi Faceless Void, che a quanto pare fugge. Faceless Void ragazzi è un altro personaggio che è antipatico, il membro della squadra Genio qua, ci assomiglia però un po', Vediamo un po' dove ci ritroviamo. Tini, eccolo qui.
Allora, vediamo un po' adesso cosa abbiamo intenzione di fare. Adesso ragazzi ci troviamo nel late game, ovvero nella fase finale della partita e dopo la corazza della forza davvero siamo riusciti a portare al culmine le nostre abilità e le nostre potenzialità per quanto riguarda l'equipaggiamento e l'unica cosa adesso da fare può essere molto utile il cuore di Terrasque, il quale aumenterà la nostra vita e quindi la rigenerazione della salute. Non riusciamo ad afferrare questo maledetto Faceless Void, non abbiamo neanche le potenzialità per farlo perché la nostra vita potete vedere che vacilla, ci ritroviamo a metà vita e quindi l'unica cosa da fare è quella di fuggire ragazzi. Innanzitutto ecco un attacco avversario, direttamente Chaos Knight, Rubik, Faceless Void e Bounty Hunter in mezzo, che si ritrovano a fronteggiare con una bella sagoma di Morphling, eccolo qui che tramite la sua R riesce a dare un po' di fastidio agli avversari e Huskar lo mette direttamente al tappeto. Strano però come il fuoco distrugge l'acqua, un po' controsenso. Arriva Vengeful Spirit di dietro attaccando direttamente Chaos Knight, adesso vedremo un po' di dare una mano, Tini in prima linea cerca di lanciarsi in mezzo, a quanto pare Vengeful Spirit ritorna indietro ed ecco che inizia il team fight ragazzi, gli avversari tornano un po' indietro, si distaccano un po', non riescono a fare nulla ed ecco qua Faceless Void attacca direttamente con la sua cronosfera, Rubik ci frega l'abilità principale, vediamo di raccogliere tutti in mezzo, ole, riusciamo a mettere fuori uso altri due avversari completando direttamente un'ottima mossa e portando a termine altri tre assist fondamentali, dove adesso l'unica cosa da fare, l'unica cosa importante è quella di compiere un bel rush in mezzo per pushare come si dice di solito e distruggere le dannate torri principali che ci porteranno finalmente alla vittoria. E bene, ovviamente abbiamo completato tutto l'equipaggiamento, le nostre abilità dopo aver completato direttamente le nostre abilità principali vanno potenziate nell'attributo della forza, ovviamente deve essere potenziata al massimo in modo tale da aumentare danno, salute e rigenerazione della salute. Facciamo fuori questi ultimi minion, guardate come vengono stunnati quando ci danno qualche colpo, ottimo, davvero ottimo. Vediamo se questi due ragazzoni ci danno una mano, eccoli qui. Ragazzi, caricherò a breve il gameplay di Formula 1 2012, ho visto che avete chiesto il Gran Premio, cioè della Cina, se l'avevo caricato, ancora non l'ho caricato, mi ritrovo alle qualifiche, ho trovato l'assetto più o meno, me la sono cavata abbastanza bene, vi dico già un pronostico, potremmo aggirarci intorno al settimo ottavo posto di come sono riuscito a fare, quindi davvero un'ottima prestazione della nostra Williams. Devo ancora studiare ancora un po' il circuito perché ci sono delle fasi che ancora non ho ben chiare. Tanto Chaos Knight con un'abile mossa arriva davanti a noi, con una bella combo riusciamo a metterlo al tappeto. Ok, continueremo la saga di Max Payne 3 ragazzi, vedremo un po'. Intanto maledetto questo dannato non mi ricordo il nome, Huskar che ci mette al tappeto, maledetto, e guardate un po' con un chicco di vita al nostro dannato inibitore, non siamo riusciti a metterlo al tappeto e adesso Morphling, l'unica occasione che l'unica cosa che deve fare è quella di dare un piccolo spruzzo d'acqua al nostro inibitore finale. Vediamo se è in grado di farlo, diamo un'occhiata, Vengeful Spirit anche si sta avvicinando, eccola qui, deve dare solo un piccolo colpetto, maledetta, ecco che non si lancia. Dai, ed ecco l'ultimo colpo che manca, guardate, io mi arrabbio quando succedono queste cose, cioè manca solo una piccola ondata, anche se muore, amica mia, cosa ci fa? Vinciamo la partita, non la riesce a lanciare, mamma mia ragazzi, guardate un po', addirittura viene quasi fatta a pezzi, cerca di uccidere addirittura Bounty Hunter, ma i nostri minion sono riusciti a completare l'opera, un'opera impossibile, ovvero quella di distruggere questo dannato inibitore. Un'ottima partita da parte del nostro Tini ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito per un eventuale aiuto, un esempio sull'impostazione dell'equipaggiamento di questo personaggio. 20 uccisioni, 2 morti e 12 assist, una partita molto ma molto importante che ci è stata fondamentale per sbloccare Bow of the Searing Soul, un equipaggiamento per il nostro caro Clintz. Ovviamente ragazzi votate e commentate, quindi lasciate un bel commento, magari un bel voto per farmi sapere la vostra opinione sul video, ovviamente sul mio andamento nel game. Ciao a tutti!